Pronti? 1, 2, 3. Questa volta buono il segnale, vediamo la lotta per il comando, vede Delivery Day Numero Mag 2 Desi del Duomo che va a squalificato. condurre, Numero ha 1 di Natà sbagliato di Natà, squalificato. sbaglia anche Desiderato e sbaglia anche Deltaplano Jet, Numero 4 Desiderato FB e squalificato. così al comando rimane Delivery Day Mag. Sono tante rotture in questa prima fase, si è rimesso comunque Deltaplano Jet che si sistema in terza posizione, mentre all'esterno c'è Dolce Nera che prova a sfondare su Delivery Day Mag. Vedremo, passa Dolce Nera in poco più di 400 metri ed è quindi nuova leader. Dolce Nera in vantaggio nei confronti di Delivery Day Mag, Deltaplano Jet in terza posizione. Davvero una prima curva molto fallosa con diverse squalifiche. Ha sbagliato anche Deltaplano Jet che è il netto favorito, ma si è rimesso in tempo, ha fermato senza trarre vantaggio dalla rottura. Si è rimesso in terza posizione e ora sposta all'esterno. Se ne va intanto il primo chilometro in 1:18,9. Cavalli al secondo passaggio con in vantaggio Dolce Nera nei confronti di Deltaplano Jet che insiste al suo esterno, e al largo c'è anche Damaris Griff. Poi lungo la corda rimane Delivery Day Mag con Daniela Col che segue alla corda, ma non sembra riuscire a tenere il passo dei primi quattro. Tanto cavalli che sono a 500, poco più dalla conclusione. C'è il tentativo ora di Deltaplano di attaccare con decisione Dolce Nera che replica all'offensiva. C'è stato un quarto in 28,7, una frazione in 14,3. Viene via in terza ruota anche Damaris Griff, che però ha qualche problema in curva. Intanto Deltaplano Jet insiste all'attacco di Dolce Nera, tende ad avvantaggiarsi Dolce Nera, però non si dà per vinta. Dolce Nera in vantaggio, poi c'è anche Damaris che ritorna, finale con arrivo a 3, ma forse Deltaplano si salva ancora da Damaris Griff con Dolce Nera all'interno. L'arrivo comunque piuttosto serrato. Vediamo nuovamente Dolce Nera e Sandro Gori che cercano di difendersi in tutti i modi dall'attacco di Deltaplano Jet che passa, e a centropista c'è l'affondo di Dolce Nera che sul traguardo avvicina ma non batte Deltaplano Jet che transita ancora primo, questa almeno è la nostra impressione, su Damaris e su Dolce Nera. Vittoria che dovrebbe quindi, aspettiamo naturalmente il verdetto del giudice d'arrivo, ma dovrebbe essere per Deltaplano Jet e Matteo Zaccherini per conto di Pietro De Muro e del signor Daniele De Muro.